lo stesso con me. Sì. Ah no! E quando ti dicono qualcosa? Boh. E faremo sapere. È finito con chi amiamo noi. Ma neanche. Sono un po' alto. Cosa facciamo? Bella domanda. Allora io aspetta, prendo il computer così qualcosa imbedino. Io ho un claim di Gigi Buffon. Ciao, sono Gigi Buffon, anch'io una cosa. ascolto Radio Babboleo. Con che bravo Gigi, ma abbiamo il making of perché non l'ha fatta proprio bene la prima. Sentiamolo. C'è tutto ok. La faccia filmiamo io. No, peccato che non abbiamo la base, se no c'era anche la canzone del figlio di J-Ax che la poteva Infatti stasera sì, perché un pezzetto l'avevamo fatta. Sì. Io c'ho la cotta di Mario. Glielo fate sentire al mondo. È un trio. Sì, assolutamente. Sì, Ma anche adesso mi hanno fermato ma due tipo da in via San Lorenzo. Boschi. Va bene, sì. Facciamolo perché Sì, troppo, cioè, guardare che sì, sì. su Inter, cioè. Sì. Ne ho scritti altri 4, quindi sarebbero Quello di 6 J-Ax Allora, se lo facciamo- ci vorrebbe la base perché una parte da una diciola specie di perché sono ritornello. sempre cose Dentro. tipiche, Oh ragazzi, ora. Che siamo- Ora, proprio ora. guarda. Ok. E iniziamo con Back to Black di Amy Winehouse. Vabbè, è una lagna, ma almeno una lagna di tutto rispetto. No, diciamo. poi è morta, ma troppo ridere, comunque, ragazzi. Iniziamo già malissimo. Pirati dei Carugi come tutti i giovedì con me qui su Radio Babboleo. Yupi yupi. Così imparate! I pirati Dei Carugi. Allora, Paolecci, ti vedi in grande forma oggi. Ci siete tutti? Siamo tutti. Vuoi fare l'appello? Eh sì, facciamo Appello. stappello, ma ci sono tutti. Fabrizio Casalino Sono c'è. qua! Andrea Ceccon C'è! Alessandro Bianchi. C'è. Enrique Balbontin. Allora no! Allora c'è pure lui. Insieme fino alle 13. Quante cose che faremo insieme se voi sapeste, se lo sapessimo anche Voglio noi. ricordare, no, scusatemi, una parentesi, voglio ricordare a tutti che oggi è il 90° compleanno di Braccio di Ferro. Ah, è vero! È vero. Auguri, Allora Popeye. È vero, Popeye. Che forte, quel vecchio sclerotico mangia spinaci, Com'è andata la settimana, pirati? Bene. Figata, ho visto quasi tutto il Trono di Spade. Bene, ragazzi. E mi ha detto E che farsi delle pippe no. ma prima fuori diretta Fabrizio mi ha detto non è Magari. che mi abbia preso più di tanto, però in 48 ore ha visto 4 serie. 4 stagioni, sì, sono alla quarta stagione e devo dire che l'inverno sta arrivando! Ecco così. La Per droga scoprire moderna. questo. Però non l'ha Inverno- preso più di tanto. Ho ecco, capito come sto serie. concetto, che l'inverno sta arrivando e la notte è piena di terrori! È piena di terrori! No, io penso che le serie moderne siano veramente delle nuove droghe sintetiche. Perché cioè, quando se ti prendono è finita. Però È se ti prendono finita. sei finito anche te. Attenzione perché sì. alcune sono molto fesse. Credo che state dicendo la stessa cosa. Sì, Sì, c'è comunanza, no, ma in realtà prima Però io l'ho delle, detta per primo, scusa. prima delle serie, se la tua vita faceva schifo, a un certo punto dovevi farti delle domande. Adesso invece puoi vedere le serie ed ecco che ho visto il Trono di Spade! Ma penso che non parleremo d'altro. Va bene, però abbiamo tante cose. Troniamoci di spade, dai. Storia. Avremo anche Buffon con noi, a più tardi. È passato, sì. Io preferivo la Seredova, la Sederova, però. No, è passato, ha lasciato il claim Sì. per Babboleo e è andato via. Però ho visto che ci ha messo un po' a farlo. Ma non è proprio abituato al a microfono. Parigi, sai. a Parigi col mio amico Gianluca. Ma l'importante è il risultato. È vero? Ed è un ottimo risultato. Poi vi faremo sentire Sì. tante cose. Vi regaliamo i biglietti anche per i Pirati dei Carugi questa sera. Un'altra volta. Se, alla clac del Teatro della Tosse. E siamo anche in diretta Facebook dalla pagina ufficiale di Radio Babboleo, vero? Una cosa meravigliosa, questa è la cosa più bella. Le diciamo. dolenti note, così. L'inverno sta arrivando! Si parte! Questa è carina, eh? Chi è? È una figata, È sembra... Gazzè con Carl Brave. è Gazzè? Posso. Max Posso? Gazebo. Non l'ho mai sentita. Ah sì? È carina, te lo giuro. Secondo me l'inizio piace molto a Ceccon. Sì, è molto bello. Sì, molto cecconiano È l'inizio. aurico. Il biglietto ce l'ho. Oh. Arigato. Oh. Ma chi è questo? È Carl Brave. Non ho ancora capito una parola. Canta in italiano. Romano.
Acqua. Acqua. Andiamo bene. Non si capisce un cazzo però. Romanè. È Dorvaiani che stai là. Acqua. Ma sì, anche un sorso di qualunque. Cos'hai tu? Ma no, non ho un cazzo, dico, peccato che se ci fosse una base karaoke. Sì, grazie, Lesci, grazie mille. Gli chiedo se c'è? No, so, ma perché tanto lui non la vorrà mai fare. No, ma non la conosco manco. Ma basta che la leggi. No, Ed è la stessa volta che finisci dentro, hai fatto un incidente, hai bloccato il centro. La vittima sono io che poi ma no, perché sono Ah, ma sulla base di quella di J-Ax. Questa sì è quella di J-Ax, perché anche lui ha fatto la canzone, la canzone. Sì. E comunque il ritornello per fortuna stai insieme a tua madre. Per fortuna ci pensa a tua madre. per fortuna Ti manderò combatti gli lontano ormoni. legandoti ad un missile. Il telefono l'ho cambiato, d'ora in poi non mi faccio trovare. Allora anche Il telefono l'ho perché no, perché abbiamo cambiato. parlato di Brexit. Non mi faccio Usiamo Buffon subito. Grillo Oxford. Sì, prendi tutte le Tanto io manzanove, chiedo. guarda. Allora, Ori, Brexit e poi tanto Grexit. se mi puoi controllare, nel pre-spot ho già messo io le pillole e anche dopo la telefonata col vincitore. Invece se puoi controllare su YouTube se c'è una base karaoke di quella di J-Ax. Com'è che si intitola? Per fortuna assomiglia a tua madre. Sì, Tutto tua madre. Tutto tua madre. Ieri sera mozione di sfiducia, non è passata per una decina di voti. E quindi invece ancora adesso usiamo lì, Buffon. deve ripresentare la Quello che cosa, è- la Merkel gli ha dato una mano dicendo Alessandro sarebbe bene. cerchiamo di Ma trovare praticamente La Teresa stai dicendo? Inglesi La Teresita? hanno bocciato la Brexit. Invece Bucci ci ha citato nel discorso di fine anno, Sì, Nel discorso ufficiale di fine anno dicendo i pirati dei Carugi, ciao Milano, fanno sì, per parlare di Genova, dei cose qua. Ci ha citato, ma aveva scritto no, orgoglioso. No, avrà fatto sul primo canale, immagino, sul discorso. e questi sono quelli che proprio nel referendum volevano l'uscita e l'uscita Quando viene qua. noi siamo Gran Bretagna, Venite a... mentre quelli che erano però serve perché non fai la Alessandro, cucina per serve formiche? Alessandro adesso perché c'è la Andate a parte di prendere l'acqua. Buffon. a favore del remain dicono no, dovremmo restare, anzi Dentro, se diretta. fare- Perché non fai la cucina per cornuti? No, vedi, ma al Buffon. volo così, vedi. Grazie. Buffon. Lesci. Buffon. Sì. Spacciatori d'acqua qua Quante addirittura. bottigliette d'acqua sono arrivate? Ce n'è una anche per me? No, sono tutte per voi. No, Paolecci, la tua c'è dentro la droga dello stupro. Cioè già è complicato così stare con voi, puoi capire, un po' alterata. Vabbè, come quello ti potrebbe mettevamo a essere. dormire tranquilla, così poi noi ci impossessavamo di babboleo. Parliamo di persone serie, parliamo di Buffon che è venuta Eccolo. a trovarci a Radio Anche Babboleo. già dal cognome, appunto, è una persona serissima. Vabbè, a parte Sì, non quello. siamo le persone più famose e importanti della radio oggi perché No, è già no. passato Buffon di Sì, qua. sì, sì, guardate cosa c'ha fatto questa, sentite, questa Un cosa regalo. qui. Ma chi? Gigi? Bravo, Mi ricorda vagamente Bianchi. fantastico. No, Mi ricorda un po' Pino Insegno, non so perché. anche un po' Cavolo, musconi. Infatti. cioè, Stato bravo, veramente proprio. Però è stato stato dentro bravo, eh. un'ora, Ragazzi, tipo. super discorso. Sì, perché io sono venuto Un'ora. presto. Sì, è stato dentro un'ora e mi sa che Orazio, che Sì, ha allora- la faccia da bravo ragazzo, ma in realtà non lo è, lo ha registrato, è vero Orazio? Hai registrato anche le prove di Buffon? Dai. Facci sentire. Ma dai, Facci- Bravo, si, Orazio, cioè, dai. si cestinano queste cose, No, no, ragazzi. si Vabbè. smarronano, si Si smarronano. mettono sentiamo, su sentiamo dove internet. se l'è cavata il ragazzo, dai. Ma povero Orazio. Puoi andare?
Alla fine però l'ha capita, Secondo me è ancora per strada che È ancora ripete di là, è tutto. ancora di là, ragazzi. Ragazzi, Gigi è veramente duro come un belino in viaggio di Speriamo sia nozze. uscito dalla Liguria e non abbia sentito questa. Io mi sono incartato a pensare come siano i set dove va a fare le pubblicità, no? Quando sai che ogni tanto fa delle pubblicità Sì. ed emerge la sua bravura. Ma infatti gli fanno fare quelli Lì da proprio pelle d'oca. ma lì inquadra, fanno parlare i capelli contro la forza. Invece sembrava uno di quei pappagallini, sapete quei pappagallini di plastica che tu io infatti ho 2 figli, ce l'hanno. Una volta abbiamo dato un passaggio a questo bambino di 6 anni, Ago, amico di Bernardo, di mio figlio, che è arrivato a vivere in Liguria dall'Appennino toscano, da Barberino in Mugello li viveva, no? Quindi nella famiglia di toscanacci, diciamo, no? Che c'è E lui il pappagallo? ci azzecca perché lui ha visto questo pappagallino e ha detto: ma cos'è questo? Cos'è sta cosina? E mia moglie Ale gli dice: ma questo è un pappagallino che tu gli dici una cosa e lui la ripete. Ecco, non vi dico cosa dico. 6 anni. 6 anni. Va bene, tra poco si gioca per regalare a tutti gli ascoltatori, non a tutti, solamente al più veloce. Facciamolo pagare una volta. Dai. No. Diciamo anche a tutti, così almeno belè, andiamo proprio sotto di brutto. Regaliamo i biglietti per la claque, per lo spettacolo dei scusate, pirati. però abbiamo detto che lo spettacolo lo facciamo lunedì alle 15. Mi ricordi qualcosa? Jump, Madonna, che non è. Ma l'abbiamo detto il numero al quale devono telefonare? Ma no, dopo. Ah, dopo. Prima c'è Madonna. Vabbè, 010 24 67 555. Adesso chiamano ora. ma- Chi facciamo vincere? No, dopo, si gioca, non chiamate. Abbiamo fatto incazzare Orazio. No, non abbiamo parlato su. Ci mandate a fanculo. Ritardato. Com'è per parlare con Orazio? I rossi. 1. Ottimo, Orazio. No, benissimo. Sì, era bello questo. Ma questo è un nuovo pezzo di Madonna o è un revival? Jump. Jump. Sono pezzi che va sempre bene questi. Ah, sì, forse. Che tristezza le canzoni di Madonna. Dopo questa L'avete fatto il 10 Years Challenge. No, stavo pensando oggi, Cos'è 2008 stavo facendo. E praticamente metti delle foto di come eri nel 2008 e come sei Ce l'ho adesso. una foto del 2008 di quando facevo. Io un altro. Penso di volerlo fare. Io L'avete condivisa? Ah no, No. non volete condividere. No, sì, va bene, va bene. ero poi così. Però poi togliamole. Con i capelli. Sì, anche noi. Ma cosa? No, ma perché poi non puoi più toglierle. Ragazzi, siamo in diretta Facebook! Ciao ragazzi! Peccato che tanto la Dove ero seguono. io? 10 Quanta anni gente fa? la segue? No, in diretta. Ma cosa, non durante la limitare diretta questa cosa? posti. Sì, su Facebook ti dicono Al di mettere una massimo, foto siamo stati in di 10 quarantena, anni sono fa. sempre 5, 10, 15. Cool protest. Però poi il video va. Sì, ma a me quello che dispiace poi è semplicemente che poi rimanga lì. Perché poi lo vedono migliaia di persone invece lì, perché ho visto che c'ha 1000, 2000 Dici? lì. Guardati. No, ma non si può. Ragazzi, non si può veramente. Cosa? Mantenere le dirette Facebook di qua. Dopo. Cioè, fatta così, la vedono 40 persone ed è fatta, va bene. Poi Cosa quando che stiamo Sì. dicendo in diretta Facebook? Sì. Sì, va bene, ma tanto. Ciao ragazzi! Non vogliamo. Sarà l'ultima, va bene, sta cazzo di diretta Facebook. No, perché rimangono lì poi, a imperitura a memoria, con Imperitura marroni, a benissimo. memoria. No, sbarroni, sì. Avete capito, dai. Tokyo. Tokyo. Tutto l'anno. Comunque, tipo, non so, il trombaccessi, quelle cose lì potremmo farle come pubblicità normali. Tutti insieme, cioè c'è una serie di il lammetti scoregge, il vaffanculiere, cioè c'è una serie. Ci sono da fare. Quelle Sceneggiali. sono facili. Certo, sceneggiali. Puoi anche uno per uno li sceneggi, fai la sceneggia. Sono insieme, dai. Sì, certo. Così.
serviranno appunto. E noi siamo pronti e voi siete pronti a giocare con Radio Babboleo con i Pirati dei Caruggi e vincerete oltre che i biglietti per questa sera per il loro spettacolo Invegendo alla Clac e anche la possibilità di chiacchierare con loro tra poco. Guarda, una botta di culo mai vista. Vedete come state psicologicamente? Comunque generalmente la gente che poi viene a vederci lo spettacolo non si fa riconoscere. Sì, Sì, anzi, si vergogna parecchio, rammaricata della scelta. Raramente. No, deve essere nei patti. Alla sera dovete farvi riconoscere. Allora, vince 2 biglietti. Il più veloce a chiamarci ora allo 010 24 67 555. Cazzo, difficilissimo. Ramag, non solo Sir, ma abbiamo sterminato i bruttissimi guarai. Ottimo, erano davvero inguardabili e le loro donne puzzavano come carogne d'asino. Poi abbiamo conquistato Zur, la città della figa. E lì capisco perché vi siete fermati. Ma dove sono i tuoi eroici ufficiali, cavaliere? Sono rimasti tutti a Zur, Sir. E cosa fanno là? Giulebbano, Sir. Cosa? Trombano, vecchio. E chi li muove da lì? Ah, trombano. Bene. Pirati a Babboleo. Polserini, l'outlet del tessuto da relazione. Roba la vecchia. Vuoi fare il re o il soldato? Non tu fai soldato, ma anche per la voce. Io faccio fare. Sì. Roba la vecchia. No, ma lì perde proprio la confidenza. Roba la vecchia. Se dovessi trovare una il base respingere karaoke della una canzone Tutto tua madre di J-Ax. Pazzoide, Per i primi piani. il litiga in coda, l'annusa pannolini, il salva cazzate, uno che ti salva dal fare una cazzata, Oppure perché hai detto una cazzata, arriva. il conferma alibi o l'inventa palle in generale, uno che si inventa una mussa pazzesca perfetta. Che è anche il salvacazzate. Sì, esatto. Il picchiavigili, l'assaggiadroghe, il perdi scommesse e il cercatroie. Il cercatroia era una. Poi possiamo modularli. No, però molti in realtà solo audio. Due dietro, Non so se uno fare avanti la con scenetta. Però sì, bisogna fare scelte, però con un sì, cazzo. dove in ginocchio, Infatti scrivi cosa succede, cosa cazzo. in ginocchio e Come con in la lancia, così quelle cose che Nagatoma fanno abbastanza sono sì. tutti Quello lì e le la puoi ferma farlo- sì. Dov'è che li troviamo i costumi? Comunque lì puoi Quelle fare una delle cose cosa di maggio anche sono- perché c'era anche il tromba vecchio. Quella. Poi una roba bianca col pantalone, rossa. Anche bianco così. E basta quello. Sì, Uno spadone magari. sì, una cosa sì, Mi una metto a quale che ti cercarli. accorgi. Mi metto a cercare perché magari dei robi vecchi così ce l'hanno queste robe qua. che a 10 Ascolta euro ti brutte danno notizie, tutto. uno che Lo veniva, spadone. cioè arrivava venuto in giro ascoltava lui. O magari si fa anche scenografato di legno. GL. Però lì, vabbè, si chiama Mario e ci dice come si fa. quella roba lì. Sì, sì, si fa fare l'elmo, il boncallero e padovano e PC. In mezzo. Sì, Quando facciamo. di maggio la troviamo. Ciao grandi, ciao ragazzi, ciao leggere. Poi troppo però Ciao biondi! qua poi sto spaziando dove devono andare azzurri. Pirati, siete bellissimi. Siamo bellissimi! Ed è per quello che siamo andati avanti in questo mondo. Firmato Stevie Wonder. L'inverno sta arrivando! Comunque E non ti ha preso per niente. No, ma voglio dire una cosa. Tu trovi le spalle? Sì, sì, voglio parlare del trono spalle. Ma non biologo che Vabbè. dalle arcelle. e lì dice un'altra perché dice sempre una cosa che non si capisce bene e lui dice che cazzo quando deve spiegare non diventa Sì. Esce dal formale. Sì. Sì. No, perché non voglio andare. Abbiamo fatto un'altra lapide. C'è la solita lite finale. Con Boero. e comunque Sì, che adesso mi dice, Rigamoli, dimmi Boero, già lo dico, poi sono voglia di piantare, di ramazzare le foglie davanti alla tua tomba, che poi la ammassa davanti alla mia. no, quelli lì Boero, aveva per 2 foglie che saranno volate col vento davanti alla tua tomba, vieni a menarmela a me. Non ce l'hai una vita, prima sei pattetico, ce l'hai una vita. fai quello che vuoi Canale.
il vento, Rigamonti, il vento di disperda. No, non ce l'ho una vita. No, No, ma qua vabbè, andiamo, non ti incazzare, dai, così, no? Sì. più che Dico, cose- tanto mando mio nipote a disegnare di casa quella cosa lì. se noi E poi lui ti richiama, gli dice, va bene, via, dai, Rigamonti, dimmi, Boero, cosa vuoi la ancora? roba Facebook. Sai se le avrire se la Meleghi in orbita? Ma contenuti. Bravo Boero, fai i giochetti come alle medie che io ti rispondo, tu mi dici ciccamelo, ma sei un coglione, non ci casco Boero. E io, ma no Rigamonti, guarda che Boero diceva sul serio, forse non hai sentito, bene hai capito male tu. Ma cosa? Ci ricacciamo in posto! Non c'è tutto pur di cagare. Invece i pensieri, quelli, Ma sì. quelli della banca, li facciamo già oggi o li finiamo, li facciamo, li proviamo? Se vogliamo provarli, non abbiamo mai provato. Beh, sì. Comunque lì ce l'ho. Ce l'hai già fatti già tutti? numerati, tutto quanto. Dai, allora io li proverei. Oggi, che cacchio ci abbiamo? Io Solamente. posso leggere un codice SIAE, come pezzo proprio. In che senso? 1, Il video di... 4, non mi ascoltare seriamente. Scusa, il video Ah, di... magari c'era qualche di Fedez. retrogusto Sì. comico che non Il video di Fedez sta facendo un casino di visualizzazioni, 20.000. Vabbè, Milano. No, guarda che di questi tempi sono tantissimi perché hanno cambiato l'algoritmo e quindi è molto difficile fare. Sì, sì. Ma ha ragione lui, quella cosa lì è brutta come video. Cioè il video è proprio brutto. Però, no, 20.000 sono pochi. C'è un commento No, ma il video lo meraviglioso. possiamo avere anche da Ho- quelle telecamere. Questo è Ho fatto col visto lì telefonino proprio da- nei primi commenti che avevano messo, ce n'era uno che ha scritto maestri Ragazze. del disagio. Come si chiama? Casalino che scrolla Fabio. top. Dentro. E scialalalalalalalala. È Cesarino. È Cremonini. Yeah. L'inventore dello shalalai, chi è? Lui, chiedilo a Mario Casalino Biondi. Ma non ce n'era uno prima? Non credo. Non c'è nella storia dello Beh, Tozzi shalalai? è uno che ha usato. Beh, tante no, queste allora cose qui, ci sarà Tozzi. sicuramente tipo Barry White Che che esatto, i lui diritti lo dello faceva shalalai? quando digeriva in realtà. Chi ha vinto? Ecco chi ha vinto. Pirati dei Caruggi su Radio Babboleo fino alle 13. Abbiamo giocato per regalare lo spettacolo alla clac di questa sera. Ricontestualizziamo, ragazzi. Ma che Posso dire una parolaccia che hai detto. posso dire una cosa? Posso dire a favore di chi si fosse sintonizzato solo ora. Cioè 20 anni che volevo dire questa cosa. Pari. L'inverno sta arrivando. Trono di spade qua a nastro. Oggi Fabio. Ciao Fabio. Oh, Fabio. Da dove Ciao, chiami Fabio. Fabio? Oh, adesso. Ecco. Bravo, allora Non ti senti sbagli. un attimo Fabio una cosa, stai vendendo i nostri DVD torta di riso infinita? Ah. Stavolta niente. Lo sapevo. Immaginavamo, ma abbiamo cercato di tirare il pacco. Ma tu dillo che dentro, quell'affare lì che poi sei un tavolo che balla, spiegaglielo, è perfetto, cioè quegli spessori che sono. Sono fiero di te perché anch'io sono di Sturla. Sono nato a Sturla, in via Sturla, via Devoto. Vicino a mio papà lavorava lì in via del Ciazzo. Dove noi lavoravamo sempre La lì. Per momenti di storia, vero? Allora quindi sei anche edicolante, è un bel lavoro? Sì. E con chi vieni stasera? Ecco, bravo. Ottimo. Agguantala. Che bella frase, Secondo me trovi tua moglie a casa col mattarello già bello unto. Se anche lei è sintonizzata su Babboleo, è Vabbè, molto se ti pericoloso. vediamo con qualche bitorzolo stasera, sappiamo. Ma anche se non è sintonizzata, 100.000 all'ascolto, è un attimo arrivare alla moglie. Comunque se vediamo uno con l'occhio nero, sei venuto con tua moglie, sei tu, va bene. Sei un eroe, Fabio. Grande. Ciao. Fabio, no, aspettate, Fabio, io ho una domanda per Fabio. Posso, ci sei? Beh.
No, perché in quanto edicolante sono curioso, volevo sapere un po' di cose del lavoro dell'edicolante. Ad esempio, Quanto guadagni? No, quello Di no. solito la domanda è quella. Quello C'è no. ancora il porno. Ma tipo quali sono le riviste meno interessanti che comunque vengono vendute lo stesso? Cioè di cosa parlano? Capisci? Vedi? Il mio cavallo a dondolo. 18. Non ce l'hai il mio cavallo a No, dondolo? Fabio, dai, dacci un titolo assurdo che vende e che ci stupisca. Dai, tanto sei anonimo, sanno solo che sei Fabio di Sturla, dai. Però non si parla male del prodotto. Va bene, dai, allora ci conosciamo risposta stasera. esatta. La video enciclopedia del Terzo Reich. Ciao Fabio, buon divertimento per questa sera. Starlines, i nostri aerei sono i più sicuri nell'ultimo anno per la sicurezza dei nostri apparecchi. Abbiamo speso più di 100.000 euro in nastro, adesivo e colla. Ciao Starlines. Questa è quella di Mixer. La corsa precipita. Su con la vita, giovane. Attenzione, per qualsiasi lamentela rivolgetevi con fiducia ai nostri cortesi impiegati presso il carcere di Alcatraz, Braccio della Morte, codice fiscale Braccio della Morte. Va bene. Io ho un Quanto abbiamo? volendo, Ah, abbiamo un piede. Bellare, No, una canzone abbiamo. Perché? Una canzone per me. Come Una non canzone sei per così. Una canzone così. Una canzone così. Una canzone con i rutti. Qua in centro non c'è qualcuno che ha i vestiti medievali? Questa è una diretta Facebook. Abbiamo la sindrome di Tourette, è per quello che ogni tanto diciamo cazzo! Falla dei bibi. Questo qua era vero, Attilio. Attilio, basta la madre, mentre si rasava. Basta, Cilio, era brasiliana la madre. Basta, Cilio, basta. Attilio, fra l'altro, pelosissimo, c'è quelle sopracciglia, sei proprio da lupo, incazzatissimo che faceva giurisprudenza, prima degli esami si scaricava, cioè te lo trovavi in un angolo e si scaricava per poi riuscire a fare l'esame normale. Solo che era cioè un orco enorme che cioè tu lo guardavi e solo lo guardavi, neanche ridevi, ti ammazzava, cioè, che cazzo guarda, come arrivava così. Faceva giurisprudenza. Che cazzo allora? C'è la sindrome di Tourette in più, una mala lecce continua. È bella la puntata di South Park dove Cartman scopre che la sindrome di Tourette fa scusare tutti dal dire parolacce, cose agghiaccianti. Sì, Ebreo di merda, fottuto ebreo del cazzo, poi dice le cose per sindrome di Tourette. Poi diventa Stiamo regalando testimonial occhi, planetario. È una per gli fan delle cose quelli lì. Secondo me ci sono un po'. Devo vederlo con Elio. Adesso è il momento. E 30 secondi, quindi. 30 seconds. Volete fare... Io un Sì, pilosino ce l'ho, però devo prendere il computer e aprire. Ma facciamolo più con calma, Lo dopo. facciamo dopo. Ok. Cosa facciamo adesso? 30 Ok. secondi. Leggo il codice CI delle nostre opere, dai, non è male. Parlo del trono di spade. Vabbè. Parla del trono di spade, bravo. Ah, bravo. Che tanto io non so un cazzo. No, ma neanche io. Lo chiediamo noi adesso come. Te le metti le cuffie, l'Ash, beh lì, ma cioè, guarda che è un fan cazzista a schiena di cristallo. Ma si distrae facile, diciamo. Ma ha compiuto gli anni, settimana scorsa, è in ferie. cinquantenne. ancora. Sì. La notte è piena di terrori. Cosa fa? Adesso spiegaci come cazzo è fatto questo trono di spade. È tronato di spade. Vabbè, è decisamente troppo tempo libero, però sono alla quarta stagione di questa cosa atroce e crudele che vi sconsiglio abbastanza perché Il quid della Come storia. ci sconsigli? praticamente ambientazione Facciamo un
fantasia. trono, no? Sì, c'è un trono fatto tutto con le spade. E tutto il resto sono congiure di palazzo, gente che si squarta e stragi di innocenti gratuite. Quindi- Queste sono cose belle, però. Stragi più- di innocenti gratuite. Sì, sesso, incesti, cose spaventosissime. Bene. Però ogni volta che vedo una serie cerco sempre di capire io chi potrei essere all'interno della serie. no? Saresti? Però non lo faccio in modo, cioè non chi vorrei essere, cioè Sì, tipo il sì. protagonista. Cerco di capire chi realisticamente potrei essere. E quindi va sempre a finire tipo nelle serie di gangster. Io non sono un gangster, ma c'è sempre una scena nelle serie di gangster in cui loro sono, no, neanche lo sbirro, sono al night e c'è uno che suona la tromba. Inizia con i musicisti che suonano. Ecco, io sono il trombettista di quella scena lì al massimo, no? E qui nel trono di E spade. nel trono di spade, quindi ho scoperto che l'unico che potrei essere fino adesso è il batterista che c'è sulla nave, che mentre remano i rematori fa Anche divertente. Sbeffeggi e irridi i Sì, rematori. è orribile veramente, ragazzi. Lo so che avremmo finito per parlare di Trono di Spade per tutto il tempo, perché Casalino quando è in palla con una cosa, anche se lui dice che non è in palla, ma è in palla No, con Trono di Spade, e poi si fissa. Nel È 2018 io ci sono rimasto dentro con La Casa di Carta, che mi Ah. è piaciuto tantissimo, e se io dovessi essere uno della Casa di Carta sarei il professore. Certo, sicuramente. no? Sì, anche no, infatti, sì, quello sì, ci assomiglia anche. Ho una foto in cui sei un sosia del professore. Intanto io immagino gente a casa con la radio accesa in macchina che si inizia a tagliare le vene, che inizia a squartarsi i Ma chi genitali. se ne frega di chi vorrebbero essere i pirati? È quella proprio la vastità del cazzo che ce ne frega. Yeah. Maroon 5, Maroon 5. Yeah, l'hanno inventato i Maroon 5 secondo voi? No, questa mi inventa. Salimoni sono beccioni. Adesso pausa. Nel caso salviamo Imagine Dragons e la facciamo slittare dopo la pubblicità. E magari eliminiamo o Light My Fire di Will Young o Nelly Furtado, Stay Tight. Senti, mi servirebbe lo spazio per appoggiare il Vieni, caro, io lo ripongo. Quanto abbiamo Polesci adesso? E adesso 6 minuti, giusto? è quella lunga è quando c'è prima la pubblicità e poi la canzone. Non è ancora questa. Ne avrei bisogno anch'io. Questo è fatto. Questo è fatto. Ma adesso mettiamo la pubblicità? Allora non la facciamo adesso, la facciamo ancora dopo. Va bene. Poi ce n'ho una bellissima, scritta stamattina in treno. Allora diciamo che ci viene a trovare Pino Insegno tra poco, Sì, potremmo usarlo un po' come teaser per spot. Questo qua magari lo registro per la settimana prossima. L'omosessualità nelle forze armate è ancora un grave problema in tutto il mondo, causando discriminazione e isolamento, ma l'Italia primeggia per tolleranza e integrazione. A Cesenatico è stato creato il primo corpo speciale di militari gay, capitanati dal primo generale gay che ha fatto outing, il generale Luciano Faccioli. Colleghiamoci con il campo d'addestramento. Trombolini, signore! Cioè che non sono gay, no? Sono solo di Cesenatico, ma vivono in un mondo gay che... E di cosa dobbiamo parlare oggi? Delle regole della caserma, signore! Molto bene, Trombolini! Grazie, signore! Regola numero 1, in questa caserma la pipì si fa da seduti! Signore! Tutti, no? Regola numero 2, al sabato pomeriggio shopping! Signore! Regola 3, il primo lunedì del mese ceretta e sopracciglia! Signore! Dalle 15 alle 16 di tutti i giorni feriali, adunate in sala TV per uomini e donne! Signore! Poi devono fare yoga ed escono. Se la polvere noi vediamo, se la polvere noi vediamo, col folletto la leviamo. Magari poi vengo prima e la registriamo, facciamo un po' di voci romagnole. Sì. E bisogna chiamarlo. Aspetta. Ok. Intervento pausa lunga. Scusami Paola. No, niente. Pazienza. Niente. Allora, Dire che anche che c'è la lavanda, che più la devo un po'. Uno di voi può rimanere, perché anch'io adesso esco quando parte la pubblicità. Figata! Uno di voi rimane. Resto io, però poi posso scapezzolarmi. i pulsanti verdi sono per la diretta, no? Sì. Ottimo.
Vai pure, fidati. Ecco. Maroon 5. Basta urlare, vedi? Dice che urlano tutti questo peso. Cosa vuoi che c'è qua? C'era Orazio che dormiva, pover'uomo, l'hanno svegliato. È che gli è arrivato l'estratto conto, allora ha guardato e si mette a urlare così. Il tipo dei Maroon 5 non ha mai fatto un pezzo che non fosse prima in classifica in vita sua. Qua gli stanno proprio strizzando le palle con una tenaglia, senti, per fare questo Mi acconto. toccate Adam! Cosa ti succede? Adam, più che Adam sembra Eva. Ah, sai che lo capita dopo, ma è troppo bella. Ma quando arriva poi è carina, No, però, sai la figata che per fortuna abbiamo degli artisti di un certo spessore qua. A chi ti riferisci, scusa? Ragazzi, abbiamo il drago dei doppiatori. Sì, Ah, sì, sì. La voce, l'unica voce da quando Lionello è deceduto è lui. Pannofino. Sì, ma no. No, Fino vabbè, è un attore, è una voce. Lasciamo la gente sul suspense che... sta arrivando, a citofonato, Sì. 3 piani e ci raggiunge qui ai sta- magazzini del Cotone. Sì, sta parcheggiando È il lui. motoscafo questo. Io credo che Pan. solo Radio Babboleo. È lui, è Un Pino offshore, Insegno, tra addirittura. poco. Sei italiana? Marito ideale a grandezza naturale. Come? È facile. Acquista in edicola tutte le uscite de Il marito perfetto. Non rutta, Non scorreggia. lo fa dentro. Cucina, lava, stira. In edicola in offerta il Lo primo abbassate numero voi, poi. a €1,99. E in omaggio il ferro da stiro. Pirati a Babboleo. Da Euronix dal 3 al 23 gennaio Restiamo c'è io e super te. saldi. Samsung Galaxy Tab S2 con display Super AMOLED tuo a €349. Parliamo sulla pubblicità. Super saldi Euronix. Nei negozi aderenti Facciamo vedere il culo a... Vivo molte vite diverse. Amo i viaggi, Ah. ma anche la città. Ah, sì? Conoscere persone nuove Ottimo. e stare con gli amici di sempre. Ma farti i cazzi tuoi, no? Nello stesso giorno. Con Seat Ateca oggi puoi. Fino a €5.500 di vantaggi. I fari full LED, navigatore, videocamera posteriore, fronte e lane assist inclusi. Seat Ateca, il primo SUV creato a Barcellona, unisce design e tecnologia. Creato a Scoprila Barcellona. su seatitalia.it. Sei titolare di impresa o partita IVA? Basta timbri! Con la fatturazione elettronica, la scheda carburante cartacea è fuori legge. Scegli il risparmio con la carta carburante UTA ed Enered. Puoi fare rifornimento dove vuoi e recuperare l'IVA. Scopri i dettagli su bastatimbri.com. Quando in Italia la connessione sembrava un privilegio per pochi e le città più piccole rimanevano isolate, solo Euro poteva risollevare le sorti del paese. Euro raggiunge le province connettendole fino a 100 mega, portando streaming, musica e mettendo fine alle mezze connessioni. Solo per oggi con Euro Super navighi fino a 100 mega a partire da €29,90 al mese, router incluso e risparmio €88. Scopri di più su euro.it. Internet dove gli altri non arrivano. Basta, non li sopporto più. I vicini di casa. Ma no, il divano e la cucina. Voglio cambiare casa. Non c'è bisogno di cambiare casa per cambiare casa. Shadowdax ti offre i tripli saldi, 60, 10, 20% Triplo saldo di sconto, mortale. che aumenta ad ogni acquisto. Shadowdax, la casa, secondo te? A come automobile, B come benzina, C come consumi, D come diesel, E come elettrico, F come familiare, G come gas metano, H come idrogeno, I come ibrido, L, M, N, O, P, Q, R, S come SUV, T come tecnologia, U come urban, V come Volkswagen, Z come ZTL. Il mondo dell'auto è diventato troppo complicato. Falla semplice. Scegli Volkswagen con anticipo zero e la tranquillità del valore futuro garantito. Ad esempio T-Roc con anticipo zero e €299 al mese. TAN 3,99, TAEG 506. Per tutti. Anche sabato 19 e Scritto domenica 20. Info su Volkswagen.it. la caserma Vuoi prendere il del primo climatizzatore? generale Certo, gay da €1 fino al 13 febbraio il Samsung Link classe A++ costa solo €799. In più ci vanno a scelta il robot aspirapolvere Roomba Wi-Fi con la lavastoviglie militari, la prima Electrolux. Cioè, a caserma che €799 il Samsung e a scelta il Roomba o la lavastoviglie Ma no, Electrolux. c'è un po'. Ma non ti preoccupare, ho già scelto io. No, perché essendo il problema dell'omosessualità, tutto il mondo delle forze armate, in Italia anche perché ha creato il primo corpo di omosessuali dichiarati a Cesenatico, e con comandati dal primo generale gay che ha fatto outing, che è Luciano Faccioli. Colleghiamoci, e c'è le regole che vengono date signore, però sono tutti gay, no? Perché dicono tutte cose sì. Ceretta, lunedì,
Mi posso fidare di voi? Sì, certo. Ho fatto bene a Sì, fidarmi sì. di voi, ho fatto bene a fidarmi di loro, chissà. Allora, Ma perché non mi mettete Goldrake di quello, come si chiama il tipo? Goldrake, quello con la chitarra. Ma stupenda, dai. l'avete lasciata. Così Facebook ci banna. Ah, no, scusa, non avevo capito quello. Non aveva ben detto sì. Ecco, perfetto. Dai, così ci bannano! Credo sia già successo. Ma veramente? Cioè, ha rilevatore automatico che te la becca? Qualche volta ci sgama. Che sei una radio e ti tagliano se mandi una canzone. Bello. Scusa, non avevo Ma capito. è lo stesso. Ha bannato, chiuso. Non lo so, rotto. per capirlo perché devo chiedere Che faccia, guarda, mi sembra un personaggio dei fumetti. Stupido cane! Stupido cane! Sì. Giustino. Giustino. Stupido cane! perché di qui non Senti la doppiata. Non lo Stupido so. cane. Allora adesso Pino. Sì. Va bene. Un minuto a Pino. Va bene. Un minuto? Se no di più di un minuto. No, Meno adesso 2. manca un minuto. Riesco a schiarirmi la voce. Ho preso l'acqua e tu la quello. Sì, verrà un po'. Grazie. Ale, fai una bella cosa. Ah no. Ti vado a chiamare? No, l'ho aperta. Lo sanno. Mai fatto una cosa. Henry! Ok. Ma proprio lui va. Ma l'unico di cui ho bisogno. Se ne ha detto Bianchi? Vuoi che me ne vada io, te lo rimandi? Vado via Tu anch'io. sai fare Pino Insegno? Certo, ma che problema c'è? Posso leggerlo io, però. Ciao, sono Pino Insegno. Oh cazzo, devo entrare per forza, 10 secondi. Sono passato per un saluto a parlare di me e dire la mia, perché io parlo anche di te. Faccio la mia parte cittadina. Light My Fire, la 100.000esima versione di questa canzone, questa ad opera di Will Young. Accendimi il fuoco! Yeah! Va bene, siamo con i Pirati dei Caruggi, la diretta insieme a loro come tutti i giovedì fino alle 13, poi alla sera sono la clac del Teatro della Tosse con Invegendo, questo spettacolo che cambia di settimana in settimana perché loro sono dei professionisti, ma mai quanto lui! È solo che non ci ricordiamo mai i pezzi. Sì, esatto. Scusate, ho interrotto. Scusa, è arrivato se si crea un clima quasi ecumenico. Abbiamo una base idonea, Orazio, per raccogliere Pino Insegno. Momenti di Non gloria, c'è una qualcosa del sinfonia genere. di flatulenze, qualcosa che lo possa accogliere degnamente. Allora Pino è venuto di nuovo a trovarci ed è sempre un grandissimo onore, lui con grande umiltà, devo dire, ci raggiunge tutti i giovedì. Ciao Paola, ciao a tutti, sono Pino Insegno e anch'io ascolto Pino Insegno. Sono passato a fare un saluto, a parlare di me, a dire la mia. Sa, prima è passato Buffon, l'ha perso per un attimo. Sì, lo conosco, ma non mi ha mai fatto ridere. No, ma infatti Buffon non dovrebbe fare ridere. Comunque parlo di me perché parlando di me parlo anche di te, parlo anche di voi, sì. faccio la mia parte. Sì, faccia i fatti suoi, di me non parla di sicuro. Parlo anche di te, Andrea. Certo. Faccio la mia parte di cittadino, do il mio contributo ai veri problemi dell'Italia. E sai quali sono i veri problemi dell'Italia? Lo Il solito sapete? qualunquismo da 4 soldi, per esempio. No, aspettiamo di dire quali sono i problemi, sentiamoli. No, sono le voci brutte nel mio palazzo. Sì, è vero. Il doppiaggio distribuito ad altri doppiatori che non sono io. Sì. Il codice del bancomat da ricordare a memoria, io me lo ricordo. Certo. I punti patente bruciati per un banale sorpasso contromano. Ma se te dico che non ho visto il cartello mi devi credere, so Pino Insegno, che non mi hai riconosciuto. Sei proprio un maleducato. Ora vai su internet e te leggi la mia biografia, te guardi un po' di foto mie e te documenti. Ma sì, c'è troppa maleducazione. Quanti non so punti se te questo è il l'ha caso. Pino? Questi siamo sono d'accordo, questi sono i veri problemi dell'Italia e comunque per fortuna che c'è internet, Vabbè, lo sì, diciamo, vero. per fortuna che c'è internet ha risolto tantissimi problemi. È una
ad esempio, da quando c'è internet i miei figli non hanno più bisogno della babysitter, c'è Instagram, una genialata. Come Instagram? Ti spiego. Allora, l'ultimo weekend sono stato a Vienna con la mia nuova compagna e loro ha 16 anni. Ma guarda, è un'allieva del corso di doppiaggio, 18 anni, la voce del merda, ma tu bocci. Ma dai! D'altronde quando è l'amore non si guarda. Dicevo che loro, i miei figli, sono stati splendidi durante questo weekend che ho fatto a Vienna. Li ho cronometrati, pensate, 36 ore di Instagram a casa. Ma che schifo. Ma senza fiatare, manco da mangiare gli ho lasciato. Un miracolo. Quindi adesso Instagram. Secondo me l'inventore di Instagram merita la villa al Parioli di fianco a quella di Panatta. No, lo dico. Quella è bella, effettivamente con la vicina. Ciao, sono Pino Insegno. Ogni tanto deve ripartire, scusate. Vabbè ragazzi, ora vado che ho un impegno urgentissimo, ho un paio d'ore libere e mi vado a specchiare. Ciao. Sono Pino Insegno. Ci saluti i ciuffoli. Buona vita a tutti. Ciuffoli, ciao Pino. Ciuffoli. Chi è? Partiamo con la solita lagna. Robin Schulz. Yeah. Featuring Erika Sir. È la nuova. Alla vicina. Ah sì. Scusa Lash, benissimo, No, bene, arrivate. bene, no, bene. perché ti stava presentando e io non avevo capito Ma va che bene, eri già vai lì. tranquillo. 55. Va bene, no? Come minutaggio, Pino Insegno. Alzata sui problemi, Possiamo, una cosa e poi secondo via. me dovresti darci sempre modo, dopo che fai una battuta, di parlare. Sì, sì, è vero. cioè darci È vero. tu un tempo, perché se no si vede che stai, come dire, andando Sì, sul pezzo sì, e basta. sì, sì. A meno che non ti caghi il cazzo che devi andare dritto. Ma no, va bene, no, per dar ritmo, correre, rotolare un po' in avanti. Va bene, ottimo. No, perché se tu parli di un problema generico, tu dai la tua chiave di Pino Insegno, poi noi magari su una roba puoi fare una battuta, capito? Sì. Parliamo invece di sta cosa di far giocare Genoa-Milan alle 3 del pomeriggio. Ah, non sento la mazza. Parliamo di sta cosa di far giocare Genoa-Milan alle 3 del pomeriggio. Ah, ne abbiamo parlato tutta la mattina. Ah, ne avete già parlato Sì, tutta la sì, no, mattina? ma no, va bene. No, ma nei GR. No, ma seriamente. perché Salvini è Sì. milanista. A Milan che degli Ultras ha fatto le foto col capo Ultras. Allora fanno uscire i condannato bambini da scuola a spaccio sul mezzogiorno. pod. Cioè, E quindi Genoa-Milan doveva giocarla alle 9 di sera. Però Consentendo, già giocando di lunedì, consentendo a chi è abbonato e a chi vive a Marassi poi di fare una vita più o meno normale, no? Nel senso che posso andarla a vedere perché certo. Invece ha deciso Salvini di spostarla, perché l'altra volta sono stati dei pattoni fra interisti e napoletani, di spostarla appunto alle 3 del pomeriggio, quindi con disagio, esatto, e bloccare la città, bambini che scomprimono da scuola. Una cosa lì ridicola. In più, che cazzo molta gente, moltissime migliaia di persone non potranno vederla, quindi teoricamente dovrebbero fargli una class action proprio, un'azione legale. Io chiuderei il calcio. Sì, ma quello sì, è vero, stanno andrebbe facendo, chiuso. stanno per Sì, fare. ma se lo Stanno faranno, per si fare. faranno una roba loro fuori dai cazzi. Vabbè, comunque è assurda sta cosa. sì, no, È lo stesso principio per cui quando è venuto Giovanni Paolo II ha messo le palme a Little Caesar, cioè una cosa che di un'inutilità talmente stupida che un po' di verde. Beh, sì, ma effettivamente è così. Chiudiamo? Rientroma? È la chiudiamo? Ok. Quindi va bene, partita? Partita? Sì, ma sì, poi. sì, no, è l'argomento. Avete appuntamenti da ricordare? Sì, ultime 2 settimane Perché? di DVD nelle edicole per fare un regalo. Sì. Unz. Ma veramente puzza, L'inverno sta arrivando! Devo dire 2 cose, l'inverno sta arrivando. E questa è la prima? E la seconda, bisogna chiudere il calcio! Ma perché? Beh, ci stanno riuscendo, ragazzi. Questa qua di Genoa-Milan alle ore 15 di lunedì è sì, grossa. è buffa, Buffa è il minimo perché è veramente incredibile. Prevedendo di far uscire i bambini prima da scuola Adesso tutto un per casino incasinare della ancora Madonna. di più invece che per aiutare. lesi i diritti degli
degli abbonati genoani e di quant'altri volessero andare a vedere la partita. l'avvocato Balboni. No, ma già il campionato te lo spezzettano, devi andare di lunedì, ma perché? Io lunedì non posso, già da fare, c'ho da lavorare. La metti alle 3 del pomeriggio? Ma perché? Devi chiudere un quartiere praticamente. Sì, è un delirio. Quindi anche gli abitanti di Marassi ne risentono. 3 del pomeriggio del lunedì. Ma poi per motivi di sicurezza abbastanza assurdi, perché si sono picchiati interisti napoletani, gli altri. No, ricordiamolo che appunto purtroppo il precedente tragico che c'è fra tifosi genuani e milanisti, che risale a più di 15 anni fa, era proprio alle 15. Esatto, l'hanno ammazzato alle 15 in senso spagnolo. Quindi, però appunto il nostro ministro degli interni, così milanista da fare le foto con i capi ultras pregiudicati, ha deciso così. E forse ha saputo da loro che poteva succedere dei casini, vai a vedere, magari lo sa. Forse l'hanno informato, esatto, ha detto guarda no, facci giocare alle 3 che se no non riusciamo a spaccare tutto. No, perché vedi, praticamente non è calcio chiuso, ma è calcio aperto su prenotazione. È già modello Liguria. E di solito chi non prenota non viene. Io però direi che questa decisione di far giocare il Genoa Milan alle ore 15 un po', vi ricordate quando venne Giovanni Paolo II, il Papa, in visita a Genova? Io c'ero! Ecco, e all'Ital Cider fecero un viale di palme. Ecco, ricordate? Sì, me lo ricordo. No? Palme all'Ital Cider. Ecco. È la stessa cosa, Genoa Milan alle 15. Grande utilità. Va bene ragazzi, ricordiamo che sono le ultime 2 settimane per acquistare il DVD dei Pirati dei Carugi in edicola, torta di mettetevi riso avanti infinita. per San Valentino, veramente sorprendetela con il DVD. Fatevi lasciare con il DVD. Metteteci dentro un perizoma in pelle di stoccafisso e regalatecelo, dai. Lei si aspetta l'anello, riceve invece il DVD dei Pirati dei Carugi. Non so la reazione quale potrebbe essere. Va bene, Pirati, questa sera siete alla clac. Certo. Sì, e c'è anche il edicolante di Sturla, appunto, in tema. Chiaramente, che porterà i DVD, chissà. E chiudiamo la diretta Facebook, grazie a chi ci ha seguiti da lì. Grazie. La replica è sabato a possiamo mezzogiorno. E vi aspetto giovedì prossimo. Ciao Pirati! Ciao! Yeah! Ho scelto un Culo del mio ho scelto uno della zia abissale. Ho scelto un babà. No, voglio dire che te lo riattacco quando mi dai il via. Posso fare il claim di Pinexé?